già. Fammi un po' di... Salve, salve a tutti. Ecco le vetrine di Woody Music a Roma. Ecco un po' di giradischi. Poi li vedremo meglio da dentro, sperando che è aperto. Guardate quanti piatti qui, eh? No, tanto che poi adesso entriamo subito, eh? No, tanto vado, mi svegliato. Leggo la bicicletta e salgo qui. È aperto, sì. Dalle 10 alle 14, sì. Se muovi così fammi comandare. Andiamo. Le 8 sono, eccole qua. Vai, mo entriamo. Ho visto un bel tutorial molto... Va bene, poi dopo vi farò vedere anche un po' di foto, va? Se me le fanno fare dentro farò un po' di foto pure a tutti i giradischi che ci stanno, a tutti i piatti. Ok? Vediamo un po' se riusciamo a fare pure qualche foto. Allora a dopo, poi condividerò questo video un po' da tutte le parti. A dopo.
Salve, salve a tutti, sono a Roma, sono da Goody Music, sono appena uscito, che nostalgia stare qui. Dai, l'uni sul minchione, andiamo. Goody Music, questi sono tutti i piatti che ha in vetrina, ma ce n'ha tantissimi imballati, tanto materiale per DJ, tanto materiale, c'ha tutto, console, e tra l'altro fa pure i corsi. Ho chiesto l'autorizzazione di poter pubblicare tutte le foto che ho fatto, perché ne ho fatte veramente tante, e quindi presto troverete tutte le foto di questo mio ritorno da Goody Music a Roma. Vedete, poi in vetrina ci sono ancora tanti vinili, tanti tipi di cuffie diversi, microfoni, diciamo questo è un paradiso per chi vive di musica. Tra l'altro ha tutto disponibile, pure un sacco di puntine, testine, conchiglie, e c'ha pure una sala dove fanno i corsi per DJ, per compositori, ma giradischi tanti Hiroshi, Hiroshi, ma proprio tanti, questi sono soltanto quelli che c'ha in vetrina, dentro non puoi capire quanti sono, Guarda, questa è una vetrina ed è allestita tutta a giradischi. Tra l'altro hanno appena venduto pure uno di questi qua dentro la valigetta, qua si vede solo la valigetta perché io sto da dietro, sto da fuori, poi guardate sopra. Tra l'altro ho trovato tutti i vari mixer, ho potuto lavorare pure sul Pioneer 700, mi sono sentito un paio di dischi con il Pioneer 700, e questi sono tutti dischi, cioè giradischi, piatti di tutte le marche, ma ce n'ha tanti altri dentro, quindi non è che questi sono solo microfoni. Qua c'è una console della Denon DJ che però non riesco a focalizzare, vedete, Denon DJ console, non si vede. Engine della Serato, è tutta una console che sta qui in vetrina, che tra l'altro c'è qui sotto, c'è la scatola, eccola qua, questa è la scatola e questa è la Denon DJ. Lì come vedete altre cose, lì giù in fondo sullo scaffale ci sono tutte cuffie, ci sono tutte tastiere. Quello è l'interno del negozio, è aperto, però dentro al negozio non mi va di fare dirette. Ecco, questa è la vetrina. Per andare a comprare dischi. No, e qui sta proprio al centro di Roma Goody Music, vicino a Piazzale Flaminio. Ecco, questa è un'altra vetrina, vi faccio veloce, un'altra carrellata. Ciao Luca, ciao Emanuele, vedete? Questi ce l'ha tutti quanti dentro, tutta questa roba che vedete in vetrina ce l'ha anche dentro, ma molto di più dentro, Ecco, le HD25 della Sennheiser, eccoli qua, DT770, come vedete. No, ma dentro poi c'è una marea di mixer, eccetera. Qui ci sono altri giradischi, eccolo. Non so se si riesce a vedere perché attraverso il vetro è un po' un problema, però ecco, vabbè, questi sono quelli che uno si mette dentro casa da battaglia, così, giusto per
per sentire qualche vinile. Ecco, ci sono le ortofon, ecco un po' di puntine, di stylus, di conchiglie, pulitori per i dischi. Poi ci sta pure una ortofon Concord Mix. Ecco, c'è un po' di tutto, schede audio Bluetooth, schede audio USB, eccole qua. Vedi, c'hanno un po' tutto quello che può servire per il DJing. Ovviamente non può mancare, ecco, qui ci sono pure i trasformatori, anche perché hanno anche parecchie luci LED. E qui il reparto, dietro a questa porta c'è la scuola, diciamo così. Ho potuto fare poche foto, però quelle poche foto ve le posso pubblicare e vedrete che qui fanno proprio le scuole per DJ e c'hanno un sacco di giradischi, quindi sfatiamo questo mito che i nuovi DJ vogliono usare soltanto console o cose di questo genere, perché loro qui dentro come scuola hanno sì tutte le cose digitali, ma anche un sacco di giradischi, quindi non è solo che i nuovi DJ non vogliono lavorare con i vinili, anzi lavorano con i vinili, quindi ecco. Qui l'unico problema che avete venendo da QD Music, ecco, questa è via Flaminia, come vedete vedere. Ciao Moreno, sono appena tornato dagli anni 90 che mancavo da QD Music, cioè non potete capire che cosa è diventato questo negozio, è pieno di materiale per DJ di tutti i tipi, di tutte le salse, cioè partire ripeto, da microfoni, cuffie, eccetera, arrivare ai mixer più impensabili, più costosi, ce l'hanno tutti pure esposti o disponibili per l'acquisto subito, quindi, e c'hanno pure un sacco di vinili, ovviamente. Questo nasce come negozio di vinili negli anni 90, e poi c'hanno anche effetti luce, casse, secondo me, io non l'ho chiesto, ma secondo me noleggiano pure gli impianti per le serate. Qui dove vedete soltanto che è coperto, qui dietro c'è diciamo le persone a cui chiedere, non la cassa, ma quelli a cui puoi chiedere informazioni. E qui dietro ci sono tante casse attive, casse passive, con gli stativi, senza stativi, c'è tanta roba da poter utilizzare, insomma, sempre per DJ. Continua dentro, il negozio è molto grande, e quindi niente, consiglio chi vuole venire, chi passa da Roma, di venire qui a vedere QD Music. Il sito è www.qdmusic.it, io lo conosco a memoria il sito, quindi vi consiglio di dare un'occhiata sia al sito che venire proprio di persona, perché è uno diciamo, dei pochi templi per DJ proprio da visitare, senz'altro. A breve, appena tornerò a casa, vi farò vedere anche tutte le foto che ho potuto fare all'interno. E allora grazie, alla prossima diretta di Reni J. Da via Flaminia è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima diretta. Grazie a tutti.